L'incontro con l'Italia inizia con un eco che arriva fino alla Spagna dappertutto di che c'è una fiera a Bologna specializzata in illustrazione. Io ero allora un giovane che ero alle prime armi con l'illustrazione ed ero interessato ad andare lì. La prima occasione è stata nel lontano 82 e lì per prima volta ho visto Stepan Zabrel. Tra le diverse case editrici che ho visto, quella che mi ha colpito di più era la Bohem Press, che è la casa editrice fondata proprio da Stepan Zabrel. C'erano, mi sembra, 5 anni che l'aveva fondata, non tantissimo, no, forse di più. Comunque era il primo periodo, 73 a sì, forse 9 o 10 anni. Era una casa molto giovane dal punto di vista di quello che è un'operazione culturale, però era già di un grandissimo successo, pubblicava in diverse lingue, e questo perché Stepan, mi sono accorto subito, era uno degli inventori di quel tipo di libro illustrato che era una novità e che la mia generazione ha visto come un'occasione di grandissimo sviluppo. Bene, era stato creato un decennio prima, non di più, 15 anni, di una ventina abbondante di illustratori, tra cui quello che mi piaceva di più, e l'ho conosciuto personalmente, era Stepan Zabrel. Subito siamo entrati in un buon feeling, e mi ha proposto di fare qualche prova per la sua casa editrice. Io avevo già successo in Spagna e quindi ero un giovane orgoglioso e molto ambizioso, quello di fare prove non mi piaceva. Lui se ne è accorto e un anno dopo mi ha proposto, un paio d'anni dopo mi ha proposto, perché non arrivava la prova, e mi ha proposto finalmente fare un libro completo con testo mio. Ho fatto diversi libri per la casa editrice, hanno avuto successo e così siamo diventati grandi amici. Revine Lago ha una differenza di altezza sul livello del mare di qualche centinaio di metri con il luogo della mia precedenza. Per il resto è uguale, perché dall'alto piano centrale della Spagna, un po' verso l'ovest di Madrid, a un paio di ore, c'è una sierra molto bella, la Sierra de Gredos, molto nota anche dal punto di vista turistico, e tutte le linee diagonali, tutte queste gradine prealpini, le colline, dopo le colline più grandi così, che salgono verso dell'Alpe, no? Nel caso nostro non si chiamano Alpi, ovviamente si chiama la Sierra, verso la montagna, e quindi ho vissuto sempre questa esperienza diagonale. Gli amici che io avevo, che erano di pianura, avevano una visione anche del disegno, un modo di disegnare diverso. Quindi quando sono arrivato qua mi sono trovato veramente come a casa, cioè io avevo recuperato il mio senso della prospettiva, perché costantemente, appena esci da casa, anche se ti affacci dalla finestra, da qua si vede il lago, hai questa sensazione di palcoscenico, cioè sembra che il paesaggio è messo lì apposta perché tu te lo possa godere. L'idea di sviluppare questa mostra, che si celebra dal 2017 fino adesso ininterrottamente, persino durante la clausura dell'epidemia, se non potendo fare la mostra fuori, abbiamo invitato ai nostri amici, parenti, persone appassionate della mia opera a appendere le tavole nella propria casa. Se tu non puoi andare alla mostra, la mostra va a casa tua. Abbiamo creato questa esperienza, quindi tutti gli anni la mostra in un modo o altro ha potuto celebrarsi. In questa occasione la mostra si celebra non il prossimo domenica, quella successiva, 21-22, ancora non so esattamente la data di inaugurazione, intanto sto facendo già la locandina. Allora, si celebra qua perché questa casa, questo atelier, come l'abbiamo chiamato, in realtà vuole recuperare lo spirito della antica bottega dell'arte, che era simultaneamente luogo per dipingere e anche il luogo per far vedere ai potenziali compratori delle opere del pittore diversi quadri che erano alcuni in itinere, in strada facendo, altri erano già finiti, altri erano lì da qualche tempo. Infine l'idea era questa, e questo anno faremo la mostra a Revine Lago.